Allora io non volevo, vi dico subito che non volevo prendere la parola, volevo ascoltare e basta, però non potevo esimermi solo da un'osservazione, un suggerimento, un augurio, che nasce da questo spunto. Il professor Ernesto Galli della Loggia, guru della cultura italiana e della politica italiana da molti e molti anni, giorni fa intervistato sul Gazzettino diceva che l'autonomia in relazione all'istruzione, che è il perno di tutto, è un'idiozia, testuale, un'idiozia. E poi aggiunge che anche l'insegnamento della lingua veneta sarebbe un'idiozia, e il tutto perché mina l'unità nazionale e perché poi conclude dicendo: e che facciamo? Insegniamo la storia della Serenissima, come dire le sciocchezze, no? Di fronte alle grandi invece avventure storiche che già si insegnano nella scuola italiana. Ebbene, io chiudo subito dicendovi questo: una forza incredibile dei catalani che è tale e capace di riunire milioni di persone è scattata da quando invece hanno conosciuto la propria storia, da quando hanno saputo di aver interrotto il loro percorso loro nel 1714. Ebbene, io vi dico, la nostra realtà, che andava dall'Adda all'Isonzo, all'Istria alla Dalmazia, alle Bocche di Cattaro, alle isole Ionie, è stata interrotta il 12 maggio del 1797 dopo 1100 anni di Repubblica, e questo percorso deve ricominciare. Grazie.